Ciao tifosi del Napoli! Siamo tornati con una novità che promette di scuotere le fondamenta del nostro club. Come sempre, cerchiamo di portarvi i migliori aggiornamenti per voi fedeli tifosi che fate parte di questa famiglia napoletana. Ma prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto, preparatevi per una bomba sensazionale. Le ultime notizie sensazionali arrivano direttamente dallo specialista di mercato Nicolò Schira. Con l'avvicinarsi della finestra di trasferimento e il mercato in piena attività, Schira ha parlato dell'interesse del Napoli per l'ex talento dell'Atalanta. Negli ultimi giorni è emersa la possibilità di uno scambio proposto dal Manchester United, coinvolgendo Victor Osimhen che potrebbe salutare gli azzurri alla fine della stagione. Ceccarini ha evidenziato che Djilund è stato molto bravo in Italia, specialmente sotto la guida di Gasperini. Penso che De Laurentiis stia lavorando per convincere gli allenatori del progetto Napoli. La scelta dei nuovi giocatori non dovrebbe basarsi solo sul loro valore, ma anche sulla loro totale sintonia con la squadra e l'allenatore. Senza questa simbiosi, il progetto non avrà successo. Per Antonio Conte, De Laurentiis potrebbe fare uno sforzo extra, credendo che i nomi che stanno orbitando intorno al Napoli siano accessibili. Djilund è un giovane talento promettente, un centravanti mancino che può giocare in diverse posizioni dell'attacco. È veloce, con buone qualità tecniche e fisiche, e un ottimo senso del gol. È stato già paragonato al norvegese Erling Haaland, a cui si ispira. Gasperini lo conosce bene, ed è stato sotto la sua guida che Djilund ha avuto grandi prestazioni con la maglia dell'Atalanta. L'eventuale arrivo di Djilund al Napoli potrebbe portare una nuova dinamica all'attacco della squadra. La sua versatilità permette di giocare sia come centravanti che in posizioni più larghe, offrendo diverse opzioni tattiche all'allenatore. Inoltre, la sua giovinezza e il talento naturale fanno di lui un elemento chiave per il futuro del club, specialmente considerando la possibile partenza di Osimhen. E voi tifosi, cosa ne pensate di questo possibile arrivo di Djilund al Napoli? Sarebbe una buona sostituzione per Osimhen? Lasciate i vostri commenti qui sotto, vogliamo sapere la vostra opinione. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere altre novità e aggiornamenti sul Napoli. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro del nostro amato club. Forza Napoli sempre!